E non mancano le reazioni a questa scelta. Oggi a Mestre un dibattito al quale hanno preso parte anche parlamentari e esponenti delle istituzioni locali di Movimento 5 Stelle che dicono: noi stiamo tutti con Grillo. Dall'incontro del Movimento 5 Stelle in un parco di Mestre nessuna solidarietà alla senatrice trevigiana Paola De Pin, che ha abbandonato il gruppo dichiarandosi vicina alla collega Dele Gambaro, espulsa dopo le critiche rivolte a Beppe Grillo. Esprimo un rammarico che così, nelle assemblee del gruppo non si è venuta a esprimere questo suo disagio. Ma all'interno del movimento si può non essere d'accordo con Beppe Grillo? Ma il problema non si pone in questo modo, il problema si pone di fronte a un'informazione che è contro a prescindere, e con questa informazione che è contro a prescindere uscire continuamente con critiche e portarle fuori invece che esprimerle all'interno delle nostre assemblee. La linea è quella di Grillo, è quella che si sta portando avanti dal gruppo, Grillo è la persona che ci ha portato ad essere in Parlamento e di conseguenza massimo appoggio a Grillo. Manca democrazia ultimamente nel Movimento 5 Stelle, secondo lei? Assolutamente no. C'è gente che può parlare, che dice la sua opinione. È ovvio che io ritengo sia fondamentale che se condividi le idee rimani, altrimenti sei libero di trovarti dei posti dove la pensano come te. La democrazia online funziona oppure no? Con opportuni aggiustamenti può tranquillamente funzionare, perché è il futuro, il poter allargare la base decisionale a chiunque voglia poter partecipare, poter decidere, secondo me è il futuro.